medico difende una donna da un rapinatore a Mestre, viene accoltellato e ucciso. Una tragedia nella notte. A perdere la vita è Giacomo Gobbato, attivista del centro sociale Rivolta. Nel pomeriggio una manifestazione per ricordarlo. Cordoglio a Mestre, Giacomo un eroe, ma anche paura e rabbia per la situazione. La città è abbandonata a se stessa, fatto di una gravità inaudita per il governatore Zaia. Morta in casa il figlio quindicenne in fin di vita, incredibile svolta nelle indagini a Lavagno. È stata la mamma 58enne a sparare con la pistola al ragazzino durante una lite e poi si è tolta la vita. Ancora sangue sulle strade del Veneziano. A Santa Maria di Sala, schianto tra due auto, muore il 22enne Andrea Berton, contemporaneamente un altro 22enne a Lorenzo Camata. E c'è una tragedia in azienda, siamo ad Arcade, 57enne imprenditore schiacciato dal muletto che stava manovrando per spostare una piccola piscina. Shock in paese, era il nipote dello storico organizzatore del Panevin. È rientrata a Padova la salma di Chiara Iaconis, la trentenne morta a Napoli dopo essere stata colpita da una statuetta. In città è aperta la camera ardente, lo strazio del papà. Femminicidio di Giulia, lunedì a Venezia all'inizio del processo a carico di Filippo Turetta, dalle 10 su Antena 3 un'edizione straordinaria per raccontare questa giornata. Giornata mondiale dell'Alzheimer. Il sindaco di San Zenone degli Ezzelini produce un cortometraggio in cui, anche attraverso immagini della mamma scomparsa nel 2018, affronta il tema della gestione della malattia. Ben ritrovati, il telegiornale del Veneto, la cronaca, apre questa edizione dei nostri notiziari per ricordare Giacomo Gobbato, ucciso a 26 anni, accoltellato, una tragedia avvenuta in Corso del Popolo. Il giovane attivista del centro sociale Rivolta insieme ad un amico ha tentato di aiutare una persona vittima di una rapina, l'amico ferito ad una gamba. Lui purtroppo non ce l'ha fatta. Dicono che quando è arrivata l'ambulanza i sanitari si siano trovati di fronte ad una scena straziante. Entrambi i giovani perdevano molto sangue, distesi su questo marciapiede in mezzo a Corso del Popolo tra i licei Guggenheim e Franchetti. Erano da poco passate le 23. Pochi istanti prima Giacomo Gobbato e un amico, 50 anni in due, erano coraggiosamente intervenuti per soccorrere una ragazza che veniva rapinata. L'aggressore li ha colpiti entrambi con un coltello. Giacomo, 26 anni, è stato raggiunto all'addome. È morto all'ospedale dell'Angelo un paio d'ore dopo. L'amico, ferito ad una gamba, è stato invece dimesso la mattina seguente. Il responsabile sarebbe un quarantenne di origine moldava, fermato poco dopo aver colpito al viso un'altra donna alla quale voleva portare via la borsa in via Leardi. Alle 11 di sera abbiamo sentito delle urla, ma non abbiamo dato... Io abito di fronte al PAM, però abbiamo pensato ai soliti imbriachi, insomma, perché purtroppo capita spesso e volentieri. Una volta è capitato dei trans che facevano a botte con, non so, con magrebini, è intervenuto l'esercito, la polizia alle 3 di notte. Vedendo la telecamera durante questa intervista, una tassista accosta l'auto. Che noi lavoriamo in queste condizioni. Io ieri sera ero fuori. La tensione a Mestre è sempre più forte. No, è vergognoso che non lavoriamo in sicurezza. Giacomo Gobbato era un artista, lavorava come tatuatore a Vicenza ed era attivista del centro sociale Rivolta, che in un post lo ricorda col cuore spezzato come un compagno che nella sua giovane vita ha sempre lottato per una società inclusiva, multiculturale e antirazzista. Giacomo è morto perché non si è girato dall'altra parte, ha scritto il laboratorio climatico Pandora. Non ha fatto finta che tutto andasse bene perché lottava contro le ingiustizie. Per aiutare una signora, come vita, perso vita, come c'è il mondo, vero? Spero salutare lui, va bene? Spero lui va in paradiso. Oggi Mestre è in lutto e sotto shock per una tragedia che è anche una drammatica denuncia di una situazione che non può più essere tollerata, una situazione che giovani come Giacomo vogliono o volevano cambiare. Alle 17 in Corso del Popolo la manifestazione organizzata dai centri sociali per ricordare Giacomo. In tanti si sono ritrovati sul luogo dell'omicidio per omaggiare il 26enne al grido di Jack è vivo e lotta insieme a noi. Era una persona buona, altruista, generosa che si batteva per gli ultimi, è morto come è vissuto. Oggi è il tempo del dolore, non delle polemiche, ma quanto è successo dimostra che Mestre per troppi anni è stata abbandonata a se stessa. Le immagini del corteo, unanime il cordoglio ovviamente anche da parte del mondo politico. Per molti la sicurezza di Mestre è diventato un problema nazionale. La mattina seguente l'omicidio di Giacomo Gobbato e il ferimento di un altro giovane mentre tentavano di sventare una rapina a Mestre, il prefetto di Venezia Darcopellos ha riunito il Comitato Operativo di Sicurezza Pubblica. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Venezia.
Pellos ha riferito all'ANSA che l'aggressore risultava incensurato, senza precedenti penali o misure di espulsione. L'area dove è avvenuto il fatto è sorvegliata, ha concluso, tanto che l'arresto è avvenuto in pochissimo tempo. Alla riunione ha partecipato anche il sindaco Luigi Brugnaro. Questo è il momento del cordoglio e del dolore, ha detto. Ci sarà tempo per esperire la mia amarezza e le mie convinzioni. Intanto, in Corso del Popolo, molti hanno dedicato un pensiero, deposto un fiore, come da privato cittadino l'ex deputato mestrino Nicola Pellicani. Mi sembra che in città ci sia un tema di sicurezza che riguarda tutta l'area del centro di Mestre, anche ma non solo, dove ci sono sempre micro episodi ma che poi sfociano anche in una tragedia come questa. Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha definito Giacomo Gobbato un italiano vero che si è ribellato all'indifferenza generale. Molte le prese di posizione anche dei politici veneziani in Parlamento. Il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto, ha annunciato una nuova richiesta al governo perché si confronti nel merito sul tema della sicurezza a Venezia e Mestre. La capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella, ha chiesto che il sindaco proclami il lutto cittadino come atto di gratitudine verso Giacomo. Il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato, Raffaele Speranzona, si è auspicato che ora venga fatta giustizia senza sconti. L'economista Francesco Pontelli vive a pochi metri dal luogo della tragedia. Fino agli anni 70 era la città più giovane d'Italia, adesso è diventato una banlieue, una discarica di persone, è una città che si è avvitata su se stessa, che non ha alcun futuro. Mi dispiace dirlo, io l'ho amata Mestre, ora non è più la mia città, non è più nulla. Infatti io lo chiamo Nestre con la N perché non rappresenta più nulla, è un disastro di una classe politica che da 30 anni l'ha sfruttato come parco giochi. Secondo il presidente della regione Luca Zaia, quanto accaduto ieri sera a Mestre è di una gravità inaudita ed è necessario un rafforzamento delle forze dell'ordine. Per il portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni, Giacomo ha incarnato la meglio gioventù, non si è voltato dall'altra parte di fronte ad un'ingiustizia. Vivo a Mestre 5 giorni la settimana, ha detto il segretario della UIL Veneto Roberto Toigo. Lavoro in una delle zone più difficili e mi rendo conto che la situazione è sfuggita di mano. Nel Veronese c'è una svolta nel giallo di Vago di Lavagno, dove in una villetta è stata trovata senza vita Alessandra Spiazzi, 58 anni, e in gravissime condizioni il figlio di 15. Vediamo. La svolta arriva alle 12:30 con un comunicato stampa dei Carabinieri. L'ipotesi indiziaria più accreditata è quella di tentato omicidio del ragazzo da parte della madre. Dunque a premere il grilletto sarebbe stata Alessandra Spiazzi, che poi si è tolta la vita. La tragedia familiare di Vago di Lavagno, ricostruita dagli inquirenti ora dopo ora grazie alle immagini di alcune videoregistrazioni e alle parole di Luciano Feltre, marito di Alessandra Spiazzi, la donna 58enne trovata senza vita in una pozza di sangue, e padre del 15enne che ora sta lottando tra la vita e la morte. Mamma Alessandra avrebbe premuto il grilletto dopo una furiosa lite con il figlio, le parole tra i due udite anche dai vicini, i due colpi e poi il silenzio. Ad allertare il 118 sarà Luciano Feltre, in quel momento al piano di sotto, mentre la tragedia si consumava nella cucina dell'abitazione di via Galilei. La pistola usata dalla donna, molto conosciuta ed apprezzata nella comunità, attiva nel gruppo Mamme Volenterose, è stata posta sotto sequestro, apparteneva al padre di lei, dunque il nonno del ragazzo, deceduto da tempo. Luciano è stato immediatamente ascoltato dai carabinieri, ma fin da subito il suo coinvolgimento è stato escluso. Diversi gli accertamenti eseguiti anche per cercare tracce di polvere da sparo nelle mani. Per chiarire il quadro indiziale sono stati sentiti, oltre ai congiunti, anche persone informate sui fatti. Allo Stato, certifica un comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica di Verona, nessuno è iscritto nel registro degli indagati. Il ragazzo, studente in un liceo del Veronese, versa in gravissime condizioni nel reparto di neurorianimazione. È sostenuto farmacologicamente e meccanicamente in tutte le funzioni vitali. Era arrivato all'ospedale di Borgo Trento in condizioni cliniche già disperate. Per tutto il giorno la villetta, dove al piano terra vive anche la famiglia del fratello di Luciano Feltre, è rimasta vuota. La porzione al primo piano è stata posta sotto sequestro. Scioccati vicini e conoscenti, qualcuno ha già posto davanti al cancello una pianta di fiori rosa. Siamo tutte sconvolte. Qua in questa zona era tranquilla. Noi fino a ieri tardi eravamo qua con la speranza che la signora era viva, invece ci dispiace tanto. Famiglia normalissima, niente di particolare. Noi siamo rimasti allibiti, sinceramente, perché il ragazzo è un ragazzo normalissimo, quindicenne.
Lui era dedito alla casa, il padre, voglio dire, c'era niente di niente, assolutamente. È una tragedia grossa. Il padre, vigile del fuoco, perse suo padre, anch'egli pompiere, nel corso di un servizio. In queste ore attorno a lui si sta stringendo un'intera comunità che prega anche per il figlio quindicenne. Alessandra Spiazzi emerge dagli accertamenti degli investigatori, soffriva di disturbi psichici da tempo. San Donà, un incidente mortale, a perdere la vita è Lorenzo Camata, solo 22 anni. Stava attraversando la strada davanti alla sagra di Fiorentina, gli amici dicono di lui era un amico fantastico. È fighissimo, raga. Lorenzo che gioca con il visore e gli amici che lo riprendono. Una serata in compagnia come tante, come quella che stava vivendo venerdì sera alla sagra di Fiorentina, a San Donà di Piave. Era ormai passata la mezzanotte, la voglia di stare con gli amici, anche se si sta facendo tardi. L'ultima sigaretta, quella che manca, è che Lorenzo Camata, 22 anni, voleva andare a prendere al distributore automatico al di là della strada. Ha perso la vita così, investito mentre stava attraversando le strisce pedonali. Un impatto fatale con un'auto, una C3 guidata da un 24enne di Portogruaro che ad altissima velocità sopraggiungeva lungo via Calnova da San Donà in direzione Ceggia. Gli amici poco distanti che hanno visto la scena e che subito sono corsi a soccorrerlo. La chiamata al 118 e il tentativo di salvarlo. Un ragazzo che sapeva utilizzarlo ha preso il defibrillatore per non lasciare nulla di intentato. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane 22enne. Sul posto al momento dell'incidente vigili del fuoco e carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e svolto i rilievi del caso. Una vita spesa con gli amici, gli stessi che commossi raccontano chi fosse Lorenzo l'indomani della tragedia, quando uniti si sono incontrati per portare un mazzo di fiori lì dove il loro compagno ha perso la vita poche ore prima. Troppo forte il dolore. Un ragazzo come noi, raccontano, uno di noi, un amico fantastico, una bellissima persona. È stata fissata intanto la data dei funerali che si terranno martedì 24 settembre nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. A darne l'annuncio mamma Edi, il papà Alessandro, la nonna Lida e i cugini e tutti gli amici. Ed è morto un altro ragazzo, anche lui aveva soltanto 22 anni. Andrea Bertone era di Rio San Martino, l'ennesima vittima, è morto sabato notte mentre viaggiava in auto con due amici. Un'auto rovesciata, l'altra nel canale di Scolo. È questa l'immagine che si sono trovati davanti i soccorritori quando sabato notte sono intervenuti lungo la strada nualese all'altezza del Mulino, allertati da alcuni automobilisti. L'incidente è avvenuto nel territorio di Santa Maria di Sala. Dei 3 occupanti dell'auto, 2 sono gravemente feriti, 1 è morto sul colpo. Si chiamava Andrea Bertone, aveva soltanto 22 anni e viveva nella frazione di Rio San Martino. Per Andrea non c'è stato scampo, viaggiava sul mezzo che è finito rovesciato. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Per i rilievi sono arrivati i carabinieri, oltre a vigili del fuoco e sanitari che hanno portato i 2 feriti all'ospedale di Milano. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura, che potrebbe decidere di disporre accertamenti utili a chiarire la dinamica in cui si è consumato l'incidente. La mia vita è finita alle 2:20 di stanotte, senza di te nulla sarà uguale. Sono le parole cariche di dolore che il papà Marzio Bertone, noto camionista di Scorzè, ha affidato ai social. Vicino alla famiglia anche il primo cittadino di Scorzè, che sempre su Facebook ha scritto: non ha senso ora chiedersi che cosa sia successo, vale solo il pensiero che un bravo ragazzo pieno di vita, con sogni, speranze e progetti da realizzare, non c'è più. Ai suoi familiari, ma soprattutto a papà Marzio, alla mamma Emanuela, alla sorella Tania, un grosso abbraccio da parte di tutti noi. A Padova questa mattina alle 8 una 17enne che vive nella provincia Lugana è stata investita da un'auto. Siamo in via Belzoni all'altezza dell'istituto Selvatico. La ragazza ha subito soccorsa e portata in ospedale dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Alla guida del veicolo c'era un 61enne padovano che, sottoposto dagli agenti di polizia locale di Padova che conducono le indagini all'alcol test, è risultato negativo. Data la gravità dell'incidente, l'auto è stata posta sotto sequestro. C'è un'altra tragedia che vi dobbiamo raccontare. Andiamo nella Marca Trevigiana, ad Arcade, alla termoidraulica Cecconato. Questa mattina uno dei titolari dell'azienda, Mirko Cecconato, ha perso la vita schiacciato dal muletto che stava manovrando. È persona, un gran lavoratore, un bravo padre. E la piscina che stava trasportando era quella che aveva messo per i figli in giardino.
L'ultimo giorno d'estate, la piscina di gomma da riporre, il muletto dell'azienda messo in movimento per spostarla. Erano da poco trascorse le 9 del mattino quando proprio quel muletto si è improvvisamente ribaltato nel piazzale schiacciando Mirko Cecconato, 57 anni, cotitolare dell'omonima termoidraulica di Arcade. A trovarlo il papà Silvano, che abita accanto allo stabilimento, dove in quei minuti erano al lavoro 3 dipendenti. La disperata richiesta d'aiuto al 118, l'arrivo di ambulanze e dell'soccorso, ma l'imprenditore era ormai senza vita. Di fatto non un infortunio sul lavoro, ma un tragico incidente domestico, seppure accaduto in azienda e a bordo di un mezzo di lavoro che era stato acquistato da poco. E una volta portato via il corpo, familiari, soci, dipendenti sono rimasti lì attoniti ad assistere ai rilievi dello Spisal, coadiuvati da vigili del fuoco e carabinieri. Un lutto che sconvolge Arcade e la piccola località di Madonnetta, dove in mattinata si stava smontando la tradizionale sagra a cui Mirko non era voluto mancare. Il sindaco Domenico Presti è stato tra i primi ad arrivare sul posto, visto anche il legame tra l'amministrazione e la famiglia. Il papà è stato mio consigliere e vederlo non vi dico lo strazio che ho provato. E la cognata è di famiglia con me, è mia consigliera. Lui lo conosco benissimo, lo vedo tutti i giorni al caffè, è una persona molto conosciuta, stimata, persona che tutti vogliono bene, è una perdita immane per noi. Lo zio di Mirko, Florindo Cecconato, scomparso 2 anni fa, è stato a lungo anima del gruppo Alpini di Arcade e del Panevin in piazza. Ora per la famiglia una nuova perdita. Il 57enne lascia la moglie Daniela e la figlia Lara. Cosa si sente di dire ai familiari, sindaco? Che sono vicino al dolore, che è un dolore che provo anch'io, che li abbraccio tutti come ho fatto stamattina e si stringe comunque con me la mia amministrazione e tutta la comunità intorno a loro. A Padova, ora dove è rientrata la salma di Chiara Iaconis, la trentenne è morta a Napoli dopo essere stata colpita da una statuetta, la camera ardente aperta, lì abbiamo incontrato il papà. Mia figlia è ritornata con noi da Napoli, non l'avremmo lasciata sola a Napoli, quindi è tornata con noi con mezzi differenti, un minimo di conforto di averla vicino. Sarà un problema quando tutto questo da martedì in poi scemerà e ci ritroveremo a fare i conti col nostro dolore. Adesso è come vivere, non lo so, è come se stessi vedendo un film, non penso sia capitato a me. Sto vedendo un film fantascientifico perché la cosa che è accaduta, uno sceneggiatore che lo proponesse per un film gli dicono: ma tu sei matto, non può mai accadere. Un dolore composto, la dignità infinita di un papà che piange la sua amatissima figlia. È andato a trovare Chiara Gianfranco Iaconis nella camera ardente che resterà aperta anche lunedì in via Turazza a Padova, dove è continuato il saluto commosso degli amici. Ci sono 2 canzoni, anche una canzone di Concatera, Un fiore, Chiara. Sì, vogliamo accompagnarla con queste 2 canzoni. Una è Fiore di maggio perché quando è nata era la canzone, lei è nata a Padova, non è nata sul mare, anche se io sono di Locri, paese della Calabria sulla costa ionica, proprio sul mare, però lei è nata a Padova. Però la nonna le cantava sempre questa canzone e quindi un po' consolatorio sentirla, ecco. E la seconda, questo splendido omaggio di questo avvocato di Napoli con questa canzone che ci ha toccato e piacerà o non piacerà a me, quando la sento mi commuovo e quindi la facciamo andare sempre, che le faccia compagnia. Una tragedia che ha unito Padova a Napoli, una città incredula piombata nel dolore. Martedì mattina i funerali nella Basilica di Santa Giustina. Alla famiglia di Chiara si stringeranno in tanti, a cui papà Gianfranco affida questa immagine della figlia. Il sorriso. Se pensa a Chiara, pensa al suo sorriso. E approfitto, lei mi ha fatto ricordare che prima di
di ricevere, cioè di perdere conoscenza, stava ridendo e me la immagino che stesse ridendo insieme al suo ragazzo, un ragazzo favoloso. E se penso a Chiara e penso al suo sorriso, era sempre allegra, era sempre quasi che dovesse concentrare in 30 anni una vita intera. Il femminicidio di Giulia Cecchettin lunedì a Venezia all'inizio del processo a carico di Filippo Turetta, reo confesso del terribile delitto, dalle 10 del mattino su Antena 3, un'edizione straordinaria per raccontare questa giornata. Intanto gli stralci dell'interrogatorio del giovane assassino mostrati in esclusiva a Quarto Grado riavvolgono il nastro in modo agghiacciante sulla storia che ha scosso il Veneto. Ho iniziato a colpirla con il coltello e le ho dato una decina, diversi colpi. Poi ho smesso perché mi faceva impressione. Sguardo assente, voce d'automa, il racconto si inceppa diverse volte ma non ci sono cedimenti nel tono. Il Filippo Turetta che confessa al PM dopo l'arresto l'orrore del femminicidio di Giulia, spezzoni mostrati in esclusiva dalla trasmissione Quarto Grado, restituisce l'agghiacciante sequenza dell'orribile fine della ragazza fin dagli attimi tra Vigonovo e Fossò. Non voleva più i miei regali e aveva iniziato a sentirsi con un altro. Lei stava uscendo dall'auto, io non volevo che se ne andasse e le ho detto che mi sarei suicidato. Ho iniziato a seguirla, l'ho colpita a un braccio, ma la lama si è rotta. Rientrano in auto, Filippo rimette in moto, la ragazza urla, lui tenta di immobilizzarla con lo scotch, lei si libera e scappa di nuovo. Turetta la insegue e la colpisce con un altro coltello. La raffica difendente, alla fine saranno in tutto 75, poi l'inizio della fuga. Non avrei mai pensato di farle questo. Ecco, ho preso la macchina, l'ho caricata, siamo partiti, ho provato a scuoterla, a urlare, ma non rispondeva. Non ci sarà Turetta lunedì in Corte d'Assise a Venezia per l'inizio del processo, prima udienza con capienza rigorosamente ristretta. Per la procura sono una trentina i testimoni, dal papà di Giulia, Gino Cecchettin, alla sorella Elena, alle amiche che hanno raccontato gli sfoghi della 22enne sull'ossessione di Filippo nei suoi confronti, al testimone che sentì le urla nel parcheggio poco distante da casa Cecchettin. Ma saranno sentiti anche i carabinieri che hanno condotto le indagini e il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Giulia. Un solo testimone invece per la difesa di Turetta, il medico legale nominato come consulente di parte. Nessuna richiesta al momento di perizia psichiatrica che però potrebbe essere disposta d'ufficio dalla Corte. Si sta insomma per aprire l'ultimo capitolo di questa terribile vicenda, un capitolo che Antena 3 vi racconterà fin da subito, fin da lunedì. Dalle 10 un'edizione straordinaria per seguire l'inizio del processo e in prima serata alle 21 una puntata di Ring dedicata a Giulia e all'ora della verità, l'ora della giustizia. Si intitola Non ti scordare di Mail, documentario realizzato dal sindaco di San Zenone degli Ezzelini per ricordare la mamma colpita dall'Alzheimer e lanciare un messaggio di speranza a chi si trova a vivere il calvario della malattia. Nella giornata mondiale dell'Alzheimer, il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, pubblica il documentario scritto, prodotto e diretto assieme a Giuseppe Petruzzellis, in cui racconta la sua storia di amore e dolore accanto alla mamma Gilda, malata di Alzheimer. Uno spaccato di vita crudo, vero, autentico, nella sua carica di grande bene, per far sentire chi ha vissuto o sta vivendo questo calvario meno solo. Un cortometraggio che è significativo grazie alle scene, alle immagini, ai suoni che abbiamo messo per raccontare quella che è stata la malattia di mia mamma in questo caso, ma raccontarla non dal punto di vista esterno, ma cercare di raccontarla proprio entrando in quella che era la testa, in quella che era la mente di mia mamma nel passaggio in questa malattia. Quindi è un cortometraggio crudo, è un cortometraggio duro sicuramente, ma che ha un filo comune in tutto, che è quello dell'amore. Cioè grazie all'amore noi siamo riusciti ad affrontare la malattia di nostra mamma, che purtroppo dal 2018 non c'è più, e siamo riusciti anche a dare un segnale, a dare delle risposte, a cercare di dare vicinanza alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo. Viene espresso tutto il senso di impotenza dei familiari che si trovano ad affrontare un cammino tanto difficile, tanto incomprensibile e irrazionale. Il senso di impotenza nel non riuscire a curare, proteggere, tutelare la persona amata. L'impotenza appunto nel non riuscire ad aiutare e nel non riuscire anche a capirle, nel non riuscire appunto ad entrare in quella che è la loro testa, in quello che è il pensiero che in quel momento magari la persona che è ammalata ha.
questo è sicuramente uno degli aspetti che più fanno male per chi affronta la malattia. Il documentario e la storia di Gilda, che si possono vedere sulla piattaforma zalabview.org, hanno fatto letteralmente il giro del mondo, un grande messaggio di speranza attraverso la sofferenza nel nome dell'amore. Mi piace dire che mia mamma oggi finisce il suo viaggio intorno al mondo, perché appunto questo cortometraggio è andato in vari festival sia nazionali che internazionali e davvero a girare, mia mamma è riuscita insomma a viaggiare e a portare la sua parola e la sua esperienza affinché possa aiutare qualcun altro, per cui mi piace insomma ricordarla così in questa giornata insieme a lei, insieme a tutte le persone che purtroppo soffrono o hanno sofferto. Ci fermiamo, il telegiornale del Veneto termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.